le carte mie del processo, quelle che devo leggere al giudice, dove sono? Questo qua mi parla sempre, dove avete messo le carte? Lo vede? Caro compare Balanzoni, Eo si abitua a scrivere massa e dopo non si ricorda niente. Bisogna andare all'improvviso, bisogna andare sempre, armarsi e difendersi. Guarda, questo è proprio un metodo che non condivido, perché tu le tue parole le butti lì a casaccio. Le mie carte sono tutte scritte in ordine, ci sono tutte le citazioni, tutte le leggi, tu parli. Palo, frasca, palo, e poi vuoi sempre vincere te, va là, che sei antipatico. E vaga col suo ius comune che mi arrangerò stesso. Dopo Venezia e Padova e in previsione delle date di Feltre, Rovigo e Verona, approda anche a Vicenza l'Avvocato Veneziano, importante progetto teatrale nato dalla sinergia di forze tra Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti e Fita Padova. Padre putativo ne è l'Avvocato Ivone Cacciavillani, presidente onorario dell'Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti, al quale va il merito di aver riscoperto e catalizzato l'attenzione di tutto quanto il mondo forense attorno a questa che ingiustamente è un'opera quasi dimenticata di Goldoni, l'avvocato veneziano appunto. Avvocato Bigolaro, il tutto nasce da un'idea dell'avvocato Ivone Cacciavillani. Qual è stata la genesi di questo progetto? In una conferenza in cui Ivone Cacciavillani teneva lezione a tutti gli amministrativisti del Veneto, gli venne l'idea di dire che avrebbe avuto piacere che venisse riscoperta un'opera del collega Carlo Goldoni, come si esprimeva lui, sconosciuta e poco rappresentata, forse mai rappresentata negli ultimi secoli, la quale, a suo modo di vedere, aveva una grande importanza deontologica perché metteva in scena la figura positiva di un avvocato che si trovava in un conflitto di interessi pieno, essendosi innamorato della sua controparte e avendo un cliente che cominciava a sospettare di lui. E tutto ciò in una situazione in cui subiva pressioni ambientali sfumate, magari anche divertenti, ma continue, per perdere la propria causa. Fu principalmente aggradito il carattere nobile e virtuoso dell'avvocato, il quale, inflessibile all'amore, all'interesse ed alle minacce, sa così bene trionfare delle passioni e a tutto preferire l'onore di sé medesimo e della sua professione. Avvocatura e teatro, già coniugati dall'autore in una ventina di commedie, trovano nell'avvocato veneziano il più ampio e articolato sviluppo. Nel protagonista, Alberto Casaboni, Goldoni riversa la sua esperienza di avvocato, professione esercitata prima di approdare al teatro, e lo fa esaltandone valori come laboriosità, morigeratezza ed onestà. È un avvocato che affronta pressioni esterne con una vocazione eroica, frutto delle esigenze drammatiche che pure contrastano col timbro comico dell'opera. Con calcolata serietà arriverà ad affermare che con l'avvocato se inrenga, quando l'avvocato svolge la difesa, se impiega tutto l'uomo. La toga dunque annulla e giustifica. A mettere materialmente in scena l'opera, La Fita di Padova. Virtù, eloquenza, onoratezza si è reso vanto del Veneto Foro. Virgilio Mattello, presidente della Fita di Padova. Allora, innanzitutto, che cos'è la Fita? La sigla si definisce Federazione Italiana Teatro Amatoriale. È un'associazione di circa 1200 compagnie sparse in tutta Italia e ben 250 quasi nel Veneto, è la regione più consistente. Progetti di questo tipo sono importanti per il mondo del teatro amatoriale? Certo, il fatto di aggregare e scegliere vari attori da varie compagnie e creare una compagnia super partes è sicuramente uno step in più, un passo in avanti, prima di tutto a superare le proprie debolezze e poi chiaramente c'è un confronto molto importante tra i vari attori con un regista esterno, con una organizzazione totalmente scevra e al di fuori del proprio gruppo, quindi è sicuramente una cosa molto importante. È un progetto che girava nella mente di molti incaricati dirigenti Fita da molti anni e finalmente adesso siamo riusciti a portarlo a termine. Lo spettacolo, accreditato dal Consiglio dell'Ordine con l'attribuzione di 4 crediti di carattere formativo, è stato preceduto da una breve introduzione del professor Francesco Volpe. La scelta di attribuire 4 crediti formativi agli avvocati che assisteranno alla messa in scena, ce la può motivare? Sì,
È una proposta che ci è arrivata dai colleghi amministrativisti, una proposta che abbiamo raccolto con entusiasmo. È un modo nuovo per far fronte ad una esigenza dell'avvocatura, che è quella di formarsi, è un modo nuovo anche di vedere la formazione. Che cosa significa? Significa che, lo sappiamo, Goldoni era un avvocato, forse non tutti gli avvocati lo sanno, ma questa sera lo sapranno, e tra l'altro è un'opera teatrale che ha un taglio processualista, cioè mette in scena un processo. Quindi questo credo sia uno degli elementi fondamentali che non solo per un recupero culturale e intellettuale di un'opera teatrale, ma è fondamentale perché potremmo, quando usciremo da questo teatro questa sera, capire come si svolgeva un processo ai tempi di Goldoni, e questo mi sembra sicuramente un elemento di grande rilievo. Ecco, quindi che anche una commedia può essere un evento formativo, e questo rappresenta un po' una novità in quello che generalmente viene organizzato. Sì, è una novità, è la prima volta che a Vicenza vengono attribuiti dei crediti ed è la prima volta che solo ed esclusivamente per gli avvocati viene messa in scena questa commedia. Amo Alberto e odio il conte. Ma Dio, dovrò perdere colui che adoro e sposare colui che aborrisco. Miserabile condizione della donna. Nacqui per penare, vivo per piangere e morirò per non poter più resistere. Avvocato Peronato, nella commedia ci sono solo 3 protagoniste femminili. Com'è il ruolo della donna invece nel mondo dell'avvocatura? In questo momento è sicuramente paritaria rispetto all'uomo, forse in passato era minore il numero delle colleghe che calcavano non la scena ma vestivano la toga e si avviavano al tribunale. Oggi come oggi direi che c'è un'assoluta parità numerica quantomeno. Al carattere dei personaggi spetta esaltare la figura professionale del difensore attraverso un procedimento espositivo per contrasto, perché nelle parole dei comprimari vengono riportate le più diffuse accuse rivolte al ceto forense, dall'essere infedeli all'agire per interesse personale. Noi altri non femo capital dell'oro, ma del concetto. Tutto ciò dà spunto a Goldoni non già per innescare una critica caricaturale di quello che fu il suo antico mestiere, ma per confutare tali opinioni, mettendo in risalto l'esemplare figura del protagonista. Non a caso ad Alberto Casaboni riserva una battuta emblematica. L'unico patrimonio dell'uomo onesto è l'onor. L'onor è il capitale più considerabile dell'avvocato. Tutta quanta la commedia ruota intorno al concetto di onore. Qual è questo concetto di onore e la sua attualizzazione? Il concetto di onore dell'avvocato è quello di oggi e che già Goldoni aveva considerato allora. L'avvocato non deve venire meno alla sua parola, non deve vendere la causa e deve soprattutto far sì che, come la moglie di Cesare deve essere esente da ogni sospetto, così lo deve essere anche lui. Goldoni aveva questo obiettivo e mi pare che l'abbia messo bene in scena. La tasa! La sa cosa l'ha detto? La sa che usurade non pubblicare quel che l'ha dito. Un galantomo sa mantenere la propria parola anche coi suoi nemici. Ma il ripiego è ben trovato. Signor Florindo, vago a casa, vago a salarmi in mesà. Vago a studiare per la causa. Aspettate, sono con voi. Signor Florindo. Che mi comandate? Una parola in grazia. Eccomi e vi prego a non trattenermi. Si tratterà dunque oggi questa causa? Oggi, senz'altro. Amico, il vostro avvocato vi tradisce. Ma come potete dirlo? Alberto è un uomo d'onore. Oh sì. So bene che è un uomo d'onore, ma l'amore fa precipitare anche gli uomini più savi ed onesti. È innamorato il signor Alberto? Oh sì, innamorato. Pazzo, perduto. Della signora Rosaura. Ma come sapete? So quel che passa tra di loro e so anche che la signora Beatrice maneggia il trattato. Di qual trattato intendete? Ma di far perdere a voi la causa per entrare nelle grazie della signora Rosaura. Scellerato! Ma perché credete che io gli abbia messo le mani addosso? Lui ha fatto intendere delle fandonie. Io ho scoperto le sue pasticcerie e l'ho trattato da
ribalde da traditore. Ma caro signor Conte, se Rosaura vince la causa ha da sposar voi. Come dunque il signor Alberto ha da impegnarsi a fargliela vincere? A ciò si sposa ad un altro. Se le vuol bene ha da desiderare tutto il contrario. Caro amico, voi vedete ben poco lontano. Intanto gli preme che Rosaura sia ricca, che Rosaura gli sia grata, e poi vedrete che non gli mancheranno le cavale per toglierla a me e farla sua. Voi mi ponete in un labirinto di confusioni, di agitazioni, di smani. Dubitate, forse? Non dubito di voi, ma mi pare di fare un gran torto al signor Alberto. E allora voi lasciatelo fare! Lasciatelo fare e ve ne avvedrete come andrà a finire. Che mi tradisca. Ve l'assicuro, caro amico. Ebbene, che cosa intendete fare? Ci penserò. Con un simile dubbio in capo non farà correre la causa, e intanto Alberto se ne anderà. Un altro degli aspetti caratteristici della commedia è il confronto tra il modo di discutere romano dell'avvocato Balanzone e quello invece veneziano del protagonista Alberto Casaboni. È così. Si tratta di uno degli aspetti, se vogliamo anche filologicamente, più interessanti della commedia, perché Goldoni, di impostazione veneziana e di studi padovani, voleva accentuare il carattere orale del processo veneziano, orale sia nella trattazione sia nell'assunzione delle prove. Probabilmente la ragione di tutto ciò era dovuta al fatto che dei giudici veneziani si servivano anche i commercianti con cui Venezia intratteneva rapporti, e il processo doveva essere un processo comprensibile anche da parte di chi non conosceva gli usi locali. Al contrario di questo, lo stile, come dice Goldoni, del dottor Balanzoni è invece uno stile scritto, in cui questa accessibilità agli atti e alle difese è meno facile e quindi anche meno comprensibile da chi non appartenga al giro, intendiamo. Del resto Goldoni nasce come avvocato, ma era meglio come commediografo o come avvocato? Questo non lo so. Goldoni diceva di sé che era stato un buon avvocato. Arrivò alla professione in modo abbastanza strano, era di famiglia borghese e il padre a un certo punto, per in qualche modo sopperire alle disgrazie economiche della famiglia, aveva intrapreso la professione medica, a cui aveva avviato per un certo periodo anche il figlio. Ma non era molto dotato e così lo affidò a uno zio che invece era un avvocato. Esercitò in varie città, Goldoni, ovviamente a Venezia e in ultima anche a Pisa. Fu avvocato sia civilista che criminalista, anche se fu più questo secondo che il primo, e quando finalmente decise di abbandonare la toga, probabilmente lui dice perché non aveva abbastanza clienti, decise di regalare questa commedia alla sua vecchia professione. Portare in scena l'avvocato veneziano, cogliendo il senso del passaggio tra le due professioni dell'autore, avvocatura e teatro, e l'abbandono della commedia dell'arte, non era un'impresa facile dal punto di vista registico. Regia affidata a Beppe De Meo. Allora, signor De Meo, qualche cenno storico su quest'opera di Goldoni? Dunque, questa è una commedia del 1749, quindi si colloca proprio all'inizio, per l'esattezza al secondo anno dell'avventura goldoniana, intesa come il suo progetto di riforma che deve portare la commedia a livelli del pubblico e soprattutto dell'intellettualità dell'epoca. Quindi Goldoni aveva già alle spalle dei successi notevoli, però questa è la fase propulsiva, la fase oltretutto anche sperimentale della riforma. Abbiamo visto nella commedia molto interessante l'utilizzo delle maschere, Arlecchino, Colombina e Balanzoni. Sì, allora le maschere proprio in questo periodo per Goldoni sono una risorsa, perché ha degli attori di grande valore che
naturalmente si aspettano di essere utilizzati nella loro specialità, quindi naturalmente Arlecchino, ma anche un grande pantalone che era Cesare Darbes, così l'attore che interpretava Balanzoni. Tuttavia cerca di rendere, come si può leggere anche nei suoi memoir, le maschere più vicine al carattere e quindi renderle più realistiche, senza però operare subito un drastico taglio, una drastica eliminazione che avverrà col tempo di lì a poco, insomma, con la Pamela. Quindi ritroviamo in quest'opera ancora la presenza delle maschere, seppure prive, almeno per quanto riguarda la realizzazione che vedrete, prive del volto, cioè della maschera vera e propria. Arlecchino è un servo di scena, Balanzoni si presenta già in veste borghese, pur conservando, come era nell'originale, il dialetto bolognese. E così altre caratterizzazioni che potete immaginare tendono più verso il realistico che verso il tipo della commedia dell'arte. Animo, ficciamoci allora! Mi, arrivo a casa, go fame, voglio mangiare! Oh! Dite che andare al teatro, altro che mangiare! Ma che teatro è teatro? E se ora di cena se mangia adesso, dai! Ma sciocco, corri! Sciocco, mi! Sciocco stai dentro! O te sei un ignorante, o te sei... Un asino, va là! Un asino. È ora di mangiare. Speriamo. Vado a mangiare con buona grazia. Particolare poi è la figura della protagonista femminile, Rosaura. Il suo è un matrimonio di convenienza o un matrimonio d'amore? Ecco, questo è uno dei motivi di interesse dell'intreccio, perché Goldoni confonde un po' le acque, non ci permette di prendere posizione, ci lascia con questo dubbio molto interessante diciamo così, per gustare la commedia, per entrare anche nell'aspetto più drammatico del tema, dell'argomento, quindi deve valorizzare l'aspetto passionale, non renderlo troppo ovvio, troppo scontato, proprio per dare maggior valore e maggior peso alla scelta dura che spetta all'avvocato Casaboni, insomma. A sancire ancor di più la collaborazione tra l'Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti e la Fita di Padova, la presenza sul palco di due avvocati, l'avvocato Chiara Drago e il professor Francesco Volpe, che mettendosi simpaticamente in gioco si sono uniti al cast di attori. L'Avvocato veneziano è o meno un testo ancora attuale? Beh, non c'è dubbio che la commedia di Goldoni rispecchia, quanto alla situazione femminile, quella che era la situazione delle donne in quel tempo. Ci sono però dei passaggi molto interessanti che possono stupire, perché permettono di pensare che anche le donne in quell'epoca potessero pensarsi con un ruolo diverso. Non dimentichiamo comunque che mette in rilievo quella che è stata l'eccellenza del Foro Veneto in passato e che speriamo possa essere tuttora un'eccellenza. Illustrissimo? Cosa che? Il signor Florindo Retusi. Ah, patron! Prego il cielo che guadagni questa causa, che anch'io avrò la mancia. Noi altri servitori degli avvocati speriamo di più nelle mance che nel salario. L'ha fatto bene a venire. Daremo insieme l'ultimo pennellata al disegno della nostra causa. Servo, signor Alberto. Padron Mione Verito. Eccomi a darle incomodo. Anzi, l'aspettava con ansia. La legna, la si sente renta di me. Dite, avete saputo che il giudice non può domattina trattare la causa? Stamattina sul tardi sono stato a palazzo e siamo accordati con il giudice e con l'avvocato avversario di discutarla dopo di snare. Questa è la fattura. La favorisse accompagnarmi con l'occhio. Ma veda se ne fosse desmetegà qualcosa nella narrazione dei fatti, nell'ordine dei tempi, nella citazione delle carte. Avvocati prestati al teatro. Com'è stato vivere questa esperienza? Ma direi entusiasmante, soprattutto è stata un'occasione per trovare un punto di incontro tra quella leggerezza e quell'entusiasmo che solo l'arte può dare e i temi su cui ogni giorno siamo chiamati a riflettere, come i valori della deontologia che questa commedia ben rappresenta. Ma l'applauso del pubblico ripaga il sacrificio di tante prove? Noi avvocati siamo vanitosi, ripaga sempre l'applauso del pubblico e anche è stata un'esperienza molto bella, ho imparato tante cose nuove. Ma l'avvocato è anche un poco attore in fondo? Sì, devo dire è un po' attore, non ha il vantaggio di avere comunque un copione così ben scritto molto spesso. E lei che cosa ne pensa? Se diciamo che per attore dobbiamo intendere chi finge, forse no, però certo l'avvocato difende una parte e quindi ha un certo senso perché... Oh mamma mia! Mamma mia, dobbiamo provare Francesco, dai avanti, scusate. è l'ora della cena, dai che devo mangiare, dai. Non so che fare, non so che dire, non so che risolvere. E quando altro non mi rimanga,
non mi rimanga farò una risoluzione da disperato. L'avvocato veneziano è o no una scommessa vinta? Beh, vediamo stasera come va. Direi che è stata una scommessa vinta per il fatto di averla messa in scena ed è stata una scommessa vinta per il fatto che la prima sia avvenuta al Teatro Goldoni, il Teatro Carlo Goldoni di Venezia, perché quello è un nome che è stato come il destino, insomma, non ci avrei scommesso prima, però è andata bene così, è stata vinta così. Questa è la prima esperienza del genere, sicuramente molto positiva, molto bella, però cerchiamo di fare un passetto avanti ancora. Come non lo so, ci penseremo, ma sicuramente non dobbiamo fermarci qua. E contate di portare questo testo anche al di fuori del circuito degli avvocati? Certo, abbiamo già varie fita provinciali che ci hanno richiesto la commedia nelle varie province e anche fuori dal Veneto. Che di scena. Scarica di adrenalina. Bene, sediamoci. Il signor Alberto? Qui. Qui la signora Rosaura. Qui io e qui il signor Lelio. E io qui. Là se vuole. Lo perderò senz'altro. Perché dite che perdereste? Perché quando gioco essere vicino ad una donna mi fa cattivo augurio. E voi andate dall'altra parte, chi vi tiene? Oh, non potrei mai allontanarmi dalla mia dilettissima sposa. Ecco le servite di un poco di moneta, e se divertissa. Che banco è quello? Credete di giocare con la serva? 40 o 50 lire de banco per un piccolo divertimento mi pare che non sia inconveniente. No. Se non c'è oro io non metto. E va bene, a servirla metterò dell'oro. E via, non vogliamo. No, lasci fare. Questa sì che è bella. Vogliamo giocare come vogliamo noi. Questi se 30 secchini, che bastali? Fate buono sulla parola. La vensa questi e dopo che penseremo. Mi dispiace averlo condotto qui. Ota già, le metta. Asso a Filippo. 2 a 3 lire. Fante a un zecchino. E voi, signora Rosaura, non mettete? No, io perderei certamente. Perché dite che perdereste? Perché il signor avvocato è venuto a Rovigo per farmi perdere. Pazienza, la me tormenta pur che la gara son. Io vi tormento da scherzo e voi mi tormentate davvero. Non si gioca o non si gioca? Subito. Asso. Do. Fante. Fante a Vadagnà, ecco un secchino. Asso a Vadagnà, ecco un Filippo. Do a Vadagnà, ecco 2 lire. Mescolate le carte. Subito. No, lasciate vedere, voglio mescolare ancora io. Ma se serva pur. E cada essere adesso a giocare con dei farabutti. È un conte che conta poco. E lo conta i contin o contadini? Ecco, tenete, tagliate e... Fante a 2 zecchini. Asso a 2 Filippi. 2 a 5 lire. E la non la mette? Io non gioco con chi sa perdere e vincere quando vuole. E via, mettete. Ebbene, 4 a 2 lire. Non la cresce la posta? Non posso giocarvi più. Perché? Perché domani, in grazia vostra, sarò miserabile. Ma che giocare arrabbiato, non la finisce mai. Pronti? Fante, con sua buona grazia. La maledetta mano non dà una seconda. E il garazò, se 4 o 5 ore che giochiamo. No, vai, Fante. Ah, non va altro. Do, tiro. Oh, questa volta tirate tutto. Magari tirasse tutto. E che cosa ci guadagnereste di buono? Guadagnerà il punto. E chi lo mette? Il punto val poco. E chi lo mette val meno. Chi lo mette vale un tesoro. Se fosse vero, non le sareste nemico. Mi se casca le carte. Bisogna che paga. Siete un tagliatore adorabile. E stasera tagliate a mio favore, ma domani taglierete contro di me. Saranno ancora sfogare? Stasera mi sfogo io, domani vi sfogherete voi. Che moto. Insomma, siamo qui per giocare, devo perdere il mio denaro con questo bel gusto. Se non la vuoi giocare, nessuna sforza. No, io voglio giocare. Fante a un zecchino, animo.
Vuoi missiar? Se volessi mescolare, mescolerei. Togliate. E lo so tutta furia e mi tutta flemma. Coraggio, senti donne, che le metta. E cosa abbiamo da mettere? Che le metta al banco. Oh, l'oro mi fa paura. Va bene, cavarò l'oro e lascerò sto sechin, al conte. Asso al banco. Fante, ho venso mi. E sto sechin andrà a fare compagnia a st'altro, mettemolo qua, sotto sto candeliere. Asso ha vinto, sono sbancato, non si svuga più. E i miei 2 zecchini? Mi dispiace, ma mi notaggio altro. Che bella azione. E via, signor Conte, un poco di convenienza. No, sì, parla così perché per lei va bene. Possa dirla, signora Rosaura. La signora Beatrice mi ha sbancato. E voi domani sbancherete me. Non la memoria mai. Servitore umilissimo. Allora, signori, Molto tardi, signor Florindo. chi ha degli interessi non può permettersi molto divertimento. Il signor Alberto ci ha favorito. Se il signor Alberto può farlo, perché non ci pensa come ci penso io? Signor Florindo, era in pubblico pretende mortificarmi e mi in pubblico bisogna che mi difenda. E la dice che mi non penso ai suoi interessi e mi che dico che penso assai più di ella, perché il mio pensare d'1 ora val più del suo pensare di una settimana. L'avvocato veneziano è quindi un grandissimo successo perché è riuscito ad... Qui, se è successo sì, dove che sia Arlechin Batoccio, Orbo Donareccia e Sorbo Donoccio. Basta così.